11 siti patrimonio della nostra città aperti al pubblico sabato e domenica prossimi in occasione della 21ª giornata FAI di primavera. L'iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l'Ambiente Italiano è stata presentata stamane anche ad Agrigento a Palazzo dei Filippini dal sindaco Marco Zambuto e dal presidente della delegazione agrigentina Giuseppe Taibbi. Noi apriamo anche venerdì 22, 23 e 24 dalle 9 alle 13. Il tema è interessante, il Viale della Vittoria, quindi cominceremo dalla stazione centrale e poi la Banca d'Italia, Villa Altieri, il Grand Hotel et Agrigentum e ancora Piazza Cavour, Villa Bonfiglio, l'ex psichiatrico e poi Villa Cavetta o Carrano, all'inizio via Giovanni XXIII, l'alloggio prefettizio che ogni anno gentilmente Sua Eccellenza apre per noi e poi ancora il Palazzo della Provincia, l'Aula Consiliare, la Prefettura e ancora il monastero ex carcere di San Vito e chiuderemo alla Colimbetra. L'iniziativa che apre luoghi, spazi della nostra città coinvolge sempre le scuole agrigentine. Infatti quest'anno sono 13 scuole, adesso accorpate secondo le nuove disposizioni di Agrigento e provincia, sono i ragazzi che fanno i ciceroni e quindi stanno studiando diciamo la loro parte, la storia e che poi trasferiranno ai loro compagni e poi anche a tutti i visitatori. Un weekend all'insegna della riscoperta dei siti archeologici e del patrimonio della nostra città grazie all'iniziativa FAI. Con l'inizio della primavera che questa iniziativa che ormai è giunta alla sua edizione grazie alla partecipazione dei giovani, degli studenti, la sua 21ª edizione, riusciamo ad apprezzare, a conoscere il nostro territorio. Penso che la cosa veramente più bella sia questa, quello che tante istituzioni hanno dato la loro disponibilità e poi la partecipazione dei giovani studenti che faranno da ciceroni per fare conoscere tanti posti belli di cui questa città può veramente vantarsi, rappresentano un modo per conoscere, fare conoscere, soprattutto conservare, custodire, amare meglio il proprio territorio.